Buongiorno, ben ritrovati con questa prima edizione. Tanta la cronaca, tante le notizie del nostro territorio. Torneremo a parlare fra pochissimi istanti dei minuti di terrore che si sono vissuti a Mogliano Veneto nel pomeriggio di ieri con una sparatoria. Una persona è stata fermata, poi ci racconta tutto la nostra Elena Dal Forno. Andremo a Padova dove sono passati 2 anni dalla morte di Giulia Cecchettin, il ricordo rimane vivo. Sentiremo anche le parole del papà di Giulia e poi ancora tanta cronaca da tutta la provincia, ma noi andiamo immediatamente a Mogliano perché vedo già sullo schermo la nostra Elena Dal Forno con Alberto Pivetta per parlare di questa serata di terrore. Elena, buongiorno, vediamo se con il sindaco quali sono le novità di questo gravissimo fatto avvenuto proprio nel cuore di Mogliano Veneto. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Siamo qui con il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, rientrato proprio da Roma ieri notte e si è trovato di fronte a una tragedia sfiorata, possiamo dire, sindaco. Le novità sono che c'è un fermato che è stato dimesso dall'ospedale ieri sera. Per il momento le indagini proseguono e poi diremo, tutto quello che sappiamo in più rispetto a quello che abbiamo detto già ieri sera. Ma innanzitutto chiediamo al sindaco le sensazioni e soprattutto i provvedimenti che ci saranno. Sì, un fatto inaccettabile, insomma non possiamo vedere queste cose a Mogliano, poi in una zona come questa, di fronte a una scuola, di fronte a tante attività commerciali. Serve pugno duro, serve aiuto, l'ho chiesto, ho sentito il prefetto ieri sera, oggi ho mandato la richiesta di convocazione ufficiale del Comitato Ordine e Sicurezza. Sicuramente troveremo delle misure da mettere in piedi perché queste cose assolutamente non devono accadere. Ecco sindaco, abbiamo sentito molti cittadini chiedere più telecamere di sorveglianza, più presenza delle forze dell'ordine. Questo può bastare? Sì, noi stiamo facendo grossi investimenti sia per migliorare la nostra rete di sorveglianza, di videosorveglianza, poi abbiamo messo in piedi anche altre misure importanti come la sorveglianza privata, stiamo facendo investimenti importanti nella caserma dei carabinieri per avere più organico. Non basta in questi casi fare sicurezza preventiva, qui bisogna veramente agire, io auspico anche l'intervento dei nuclei, quelli speciali, quindi serve un intervento forte. Ahimè, purtroppo anche ieri sera proprio sono passato a Mestre per via Piave, ho visto un intervento, in quel momento era in corso un'operazione con esercito, guardia di finanza, con le unità sinofile e polizia. Logico è che se a Mestre stringono e fanno interventi forti, purtroppo questa feccia si sposta verso Mogliano. Ecco, parliamo proprio di questi responsabili. Dovrebbero essere 6 persone, un nucleo pare di origine albanese. Si sono dati appuntamento qui intorno alle 4, 4 e mezza per probabilmente un regolamento di conti. 2 persone avevano già precedenti per stupefacenti, un terzo invece sembra incensurato. C'è stato appunto una lite, sono volati prima delle coltellate, adesso andiamo addirittura a vedere il sangue che ancora è rimasto sull'asfalto. Ci sono appunto, come vedete, le impronte sull'asfalto, addirittura qui si vede l'impronta di una mano e ci sono ancora vetri per terra delle macchine che poi sono state colpite dai proiettili, quindi dicevamo 3 persone ferite, non in pericolo di vita, però sappiamo che c'è comunque un ferito abbastanza grave. Le altre 3 persone sono comunque in fuga, i carabinieri stanno chiaramente indagando per cercare di trovarli. È stata invece trovata la pistola in un boschetto qui dietro e pare che appunto i carabinieri abbiano visto dalle telecamere di sorveglianza del negozio Ogni Casa, che è proprio qui di fronte al parcheggio, il gesto fatto da uno dei malviventi che pare che abbia appunto buttato questa pistola qui nel boschetto, è stata ritrovata ieri sera con un metal detector. Per il momento non abbiamo chiaramente altre informazioni, ringraziamo il sindaco per la sua presenza e andiamo. Sì? Elena, non so se scusa, prima di lasciare il sindaco, dimmi Daniela. Come dicevi tu, davvero una tragedia sfiorata e cittadini preoccupati perché dicevano se passavamo lì pochi minuti prima, avevamo sentito anche alcuni testimoni, davvero il rischio era altissimo, una situazione che è degenerata, insomma, del tutto.
Il sindaco ci diceva sì, bisogna potenziare le telecamere, ma insomma che cosa pensa insomma, dell'esasperazione ora dei cittadini? Sì, infatti diciamo, quello che ci ha detto prima ha convocato un vertice perché la zona rossa potrebbe essere una delle possibilità. Sì, capiremo insomma col prefetto, con i comandanti delle varie forze dell'ordine come intervenire, quali saranno le misure da mettere in atto. Certo è che devono essere misure forti perché pian piano stiamo vedendo dei segnali che ci preoccupano e questo è stato veramente un episodio assolutamente da non ripetere, perché fatti come questi a Mogliano non li accettiamo. Ecco, giustamente in pieno giorno la percezione oggi della sicurezza è un po' cambiata. Adesso ci avviciniamo all'avvocato Mauro Serpico che gentilmente ci fa onore della sua presenza. Avvocato, lei è l'avvocato di una delle persone fermate, pare addirittura la persona che ha sparato. Sì, in questo momento in realtà non sappiamo granché. Io ieri sera sono stato contattato intorno alle 10 dal mio assistito che richiedeva la mia presenza in caserma, doveva essere trasportato dall'ospedale fino alla caserma dei Carabinieri di Treviso e lì dopo è stato eseguito appunto il suo fermo di indiziato di delitto ed è stato portato presso il carcere di Treviso. Adesso non abbiamo ancora elementi per poter dire qualcosa in ordine alla dinamica reale dei fatti perché quello che sappiamo è che dalla visione dei filmati, come ci ha anticipato informalmente diciamo, il comandante dei Carabinieri, sembrerebbe che il fermato fosse colui che deteneva l'arma e che ha sparato quei colpi d'arma da fuoco. Sarebbe anche lui che ha poi buttato l'arma nel boschetto? A quanto pare sì, è chiaro che bisognerà capire perché la dinamica non è semplicissima perché abbiamo coltelli da una parte, armi da fuoco dall'altra, capire esattamente perché sono stati sparati questi colpi d'arma da fuoco, all'indirizzo di chi e capire se c'è stata diciamo, una difesa ad una precedente aggressione. Sembrerebbe questa la linea insomma, di ricostruzione del fatto. Ecco, lei ha già parlato col suo assistito? L'ho visto ieri sera in caserma e chiaramente era in condizioni di salute pessime, era stato accoltellato alla gamba e al gluteo e la faccia è maciata con un taglio anche sotto l'occhio e quindi non era in condizioni sicuramente di ragionare perfettamente. Andrò a trovarlo oggi pomeriggio in carcere e approfondiremo un attimo la dinamica. La ringraziamo avvocato. Daniela, per adesso è tutto. Ascoltiamo invece la testimonianza di una persona, la signora Luciana, che abbiamo intervistato ieri sera, che era assolutamente sconvolta dall'episodio. E ti restituisco la linea. Sono arrivata alle 17 per partecipare al collegio docenti alla scuola Minerbi e ho trovato questi due uomini riversi. Poi dove ho parcheggiato c'era una macchina bianca con un proiettile. Ho chiesto al carabiniere ma c'è stata una sparatoria, ho detto non possiamo dirlo, però ho visto sotto il finestrino la macchia di sangue. È stata una scena toccante perché ho detto alle 17 in pieno centro io potevo scendere dalla macchina e perdere la vita così senza un motivo. Sì, ho visto questa macchina bianca con il finestrino con un buco e per terra il sangue e poi questi due uomini riversi tutti insanguinati. Quindi io mi chiedo alle 17 del pomeriggio. Lei abita qui? Sì, abito a Mogliano, sono un'insegnante. Sì, sinceramente non si può uscire neanche di giorno. In un paese di 28.000 abitanti la cosa è scioccante, mi preoccupa. Ha paura? Tanta perché ho una figlia di 10 anni, quindi ho paura, sì, per mia figlia. Avete sentito ovviamente la paura, lo shock dei cittadini di Mogliano Veneto per un fatto davvero gravissimo, non solo insomma, colpi di coltello, ma sono esplosi dei colpi d'arma da fuoco che potevano colpire davvero chiunque. Ne parleremo e continueremo a parlare di questo fatto nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto e a partire da Treviso alle 19:30.
prima di andare a Padova vi faccio vedere l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato noi ieri sera, che era l'educazione sessuaffettiva alle medie, con l'ok dei genitori per capire se eravate d'accordo o meno. Come vedete le persone che sono d'accordo sono il 77,1%, invece quelli che secondo loro non è giusto, insomma, l'educazione sessuale alle medie è il 22,9%. Dunque questo è l'esito del sondaggio che è stato appunto detto ieri nel corso della nostra trasmissione Ring. Ora andiamo subito a Padova. Un minuto di rumore, fiori sulla panchina rossa e il suo volto nelle aule dell'università, 2 anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Il ricordo rimane vivo con una serie di iniziative in tutto il territorio. Ce ne parla la nostra Marta Zatta, che si trova lì a Padova. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi è il giorno del ricordo di quella tragica vicenda avvenuta 2 anni fa che ha strappato la vita a Giulia Cecchettin. Su tutto il territorio della provincia di Padova, appunto, oggi viene ricordata, a partire da questa mattina dalle 7:30, quando è stato deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa dedicata a lei, ma in realtà tutte le donne vittime di violenza, e ancora il suo volto riprodotto nelle aule del Dipartimento di Ingegneria, dove si sarebbe dovuta laureare di lì a pochi giorni. E oggi alle 5 in zona Portello un minuto di rumore, tutti gli studenti parteciperanno insomma a un minuto di rumore con i mazzi di chiavi, ancora come era stato fatto 2 anni fa per ricordarla. Ma il ricordo continua anche a Saonara, la parrocchia che Giulia ha sempre frequentato, con un mese in realtà di iniziative, con il corso di autodifesa che si sta tenendo in questi giorni nella palestra proprio a lei dedicata, Giulia Cecchettin, a Saonara. E questa sera inoltre durante la messa ci sarà anche un momento di preghiera proprio dedicato a lei. Ecco, io in questo momento sono con Mariangela Zani, che è presidente del Centro Veneto Progetti Donna. Mariangela, in questi 2 anni qualcosa è cambiato? Sicuramente è cambiata la consapevolezza delle persone nel riconoscere la violenza, è cambiata anche l'affluenza delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, perché siamo in dati sempre in aumento, sono più di 1200 quest'anno le richieste di aiuto arrivate nella sola provincia di Padova. Quello che noi invitiamo a fare è di rivolgere un pensiero quotidiano al tema della violenza e di essere cittadini e cittadine responsabili nel momento in cui veniamo a conoscenza appunto di una situazione di questo tipo. Ci sono i centri antiviolenza, che sono luoghi anche per avere delle informazioni rispetto a come ci possiamo interfacciare con una storia di violenza, con un'amica, una vicina di casa, una parente che sta vivendo questa situazione. Quindi invitiamo proprio le persone anche a contattarci per questo, e soprattutto ecco, a non lasciare il pensiero solo alle ricorrenze, ma a rivolgere un impegno quotidiano a questo fenomeno, che purtroppo è ancora molto pervasivo e persistente nel nostro Paese. Ecco, e vogliamo anche dedicare un momento proprio al discorso che ha tenuto questa mattina a Roma in udienza davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Gino, il papà di Giulia, che ha sottolineato, proprio come ci diceva Mariangela, l'importanza della prevenzione. Ecco, ascoltiamo proprio le sue parole. Un anno della Fondazione Giulia Cecchettin, i progetti, un percorso virtuoso che mette a terra quel patto di corresponsabilità che deve coinvolgere la famiglia, le scuole soprattutto, ma anche tutta la società civile, e naturalmente ci ha dato gli strumenti per la politica per affrontare femminicidio e violenza di genere in modo molto più puntuale. Per me è stato un onore presenziare a questa audizione, è stato un segnale che le istituzioni ci ascoltano non solo Fondazione Giulia, ma penso tutte le associazioni che si occupano di violenza di genere. Abbiamo illustrato i nostri progetti ad 1 anno dalla nascita della Fondazione e quello che andremo a fare nel proseguio. Ecco, abbiamo ascoltato un breve estratto delle parole di Gino, ma quello che ci ha tenuto a sottolineare è che lui non era lì per chiedere punizioni o leggi più dure, era lì proprio per ricordare l'importanza della prevenzione. A tal proposito Mariangela ha un'iniziativa importante da dirci.
Sì, il 25 novembre c'è la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, vi aspettiamo il 23, partiamo dal portello con una passeggiata che sarà accompagnata dagli amici del Piovego, appunto con queste barche lungo il canale, dove ci saranno momenti di riflessione e momenti anche più di intrattenimento, in cui gli studenti e le studentesse dei licei di Modigliani e Selvatico ci faranno riflettere sul fenomeno della violenza e su chi sono purtroppo ancora le vittime quotidiane di femminicidio. Ecco, insomma, piccoli gesti per non dimenticare mai. Da Padova per il momento è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Marta Zatta. Noi ora da Padova ci spostiamo a Venezia e torniamo a parlare di borseggi. L'inchiesta dei Carabinieri ha aperto davvero uno squarcio sull'organizzazione dei borseggi a Venezia e ce ne parla il nostro Filippo Fois, che vedo pronto lì a Venezia. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, c'è da dire che i dati che sono stati resi noti dai Carabinieri per un'inchiesta che è durata 1 anno e mezzo, dal luglio del 2023 al dicembre del 2024, sta aprendo veramente uno squarcio importante su quello che è il racket dei borseggi a Venezia. Partiamo da una prima considerazione, intanto salutiamo Monica Poli, dei cittadini non distratti, veneziani non distratti. La prima. Finalmente è stato detto anche da questa inchiesta, non si tratta di gruppi di sbandati che agiscono singolarmente per sbarcare il lunario, ma si tratta di un'organizzazione, a questo punto possiamo dirlo, a delinquere, ben ramificata, con delle gerarchie. In questo caso ci sono 32 misure cautelari che sono state spiccate e che tra l'altro disegnano un quadro in cui chi è nei gradini più bassi di questa piramide viene minacciato. Addirittura è stato detto a 2 giovanissime: se non portate 2.500 euro al giorno ve la facciamo vedere noi, e in effetti ci sono state poi anche delle percosse. Sì, innanzitutto ringraziamo il nucleo investigativo dei Carabinieri e tutta l'Arma dei Carabinieri, perché credo che con le norme della riforma Cartabia e soprattutto con la norma introdotta dal ministro Nordio riguardo l'interrogatorio preventivo non sia stato semplice ad assicurare la giustizia. Ecco. Perché? Perché entriamo subito nel merito, allora, perché bisogna mandare una lettera in cui dice: guardate che stiamo arrivando. Esatto, prima avvisi e poi si devono presentare. Infatti ci auspichiamo che questa norma per certi tipi di indagine venga rivista, perché non è ammissibile. Dunque abbiamo detto una struttura ramificata, si chiedevano addirittura 2.500 euro in un giorno. I 32 furti, borseggi che sono stati documentati dai Carabinieri sono stati quantificati per 50.000 euro. Questo ci dà uno squarcio anche in questo caso di quale sia il giro d'affari di fronte al quale ci troviamo. Infatti 32 borseggi per un affare di 50.000 euro, 32 borseggi sono il nulla, quindi bisognerebbe, qui già bisogna pensare al giro d'affari che c'è dietro, perché se per 32 borseggi 50.000 euro, facciamoci 2 conti in tutte le città d'Italia, quante centinaia di migliaia di euro, per addirittura dire milioni. È ovvio che non ci siano delle stime ufficiali, ma si può quantificare quanti borseggi ci siano a Venezia, per esempio in una giornata di grosso afflusso turistico? Beh, io credo non voglio proprio, forse un centinaio. Ecco. Per dire... E poi bisogna anche vedere chi denuncia e chi non denuncia, perché ormai purtroppo noi invitiamo tutti a denunciare e poi c'è purtroppo chi non denuncia, magari denuncia le ambasciate o quando arrivano all'aeroporto. E allora facciamo un ultimo appello, perché qui abbiamo detto già sulla riforma Cartabia si è discusso parecchio e anche di rivederla in diversi termini. Per questo invece dell'avviso preventivo a presentarsi per l'interrogatorio voi avete detto insomma chi volete che si presenti. Sì, esatto, noi lanciamo l'ulteriore appello al ministro Nordio: questa riforma non può essere applicabile a certe indagini, ecco, soprattutto in organizzazioni criminali che, come avete ben visto dall'indagine dei Carabinieri, è risultata. Grazie a Monica Poli. Per ora direi che da Venezia è tutto. Daniela, ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Filippo Fois, la sua ospite. Noi torniamo a Padova per la cronaca e torniamo al grave fatto, torniamo a parlare del grave fatto avvenuto a Borgo Veneto. È stato preso nel giro di poche ore l'aggressore della rapina al cimitero di Saletto, la vittima un anziano di 76 anni che resta in prognosi riservata all'ospedale di Schiavonia. È stato arrestato a Legnago, nel Veronese, il 40enne di origine siciliana ritenuto responsabile della feroce aggressione avvenuta ieri mattina al cimitero di Saletto, nel comune di Borgo Veneto. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre colpiva e derubava del portafoglio un pensionato di 76 anni, in pieno giorno. La vittima, residente poco distante dal Camposanto, era andata come di consueto a far visita ai propri cari, quando l'aggressore, armato di lama, al momento non è chiaro se una forbice o un coltello, lo ha minacciato per farsi consegnare il portafoglio. Ne è nata una colluttazione durante la quale l'anziano è stato ferito poco sotto al mento, prima di essere colpito alla testa e lasciato a terra sanguinante. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi ed è ora ricoverata all'ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in osservazione per un trauma cranico. Il malvivente, invece, nel giro di poche ore è stato rintracciato e portato in carcere su disposizione della Procura di Rovigo. Ed ancora un 55enne brutalmente aggredito a Torreglia dopo aver rimproverato 3 ragazzi in monopattino per le manovre azzardate. Racconto del sindaco Marco Rigato. Siamo con il sindaco di Torreglia, Marco Rigato, perché proprio a Torreglia domenica nel pomeriggio è successo un fatto veramente increscioso. 3 giovani sui 18 anni hanno aggredito lungo la pista ciclabile un passante. Il sindaco che passava di lì si è fermato e ci raccontava di una scena veramente violenta. Sì, rientravo da casa e ho visto un attimo una scena e mi sono fermato perché è di una violenza inaudita e sicuramente da non accettare e da tollerare. Che cosa fosse avvenuto prima non lo so, probabilmente qualche screzio c'era stato qualche minuto prima, però l'atto con cui, voglio dire, questi 3 ragazzi si sono avventati, hanno gettato a terra e hanno preso a calci e a pugni questa persona è una cosa che non è assolutamente accettabile. I ragazzi erano con dei monopattini e sono fuggiti, poi avete cercato di inseguirli? Purtroppo sì, e quando ci siamo fermati anche con altre persone che si sono fermate per prestare soccorso abbiamo cercato di bloccare i ragazzi, ma ovviamente hanno imbracciato i monopattini e sono scappati via. Ho messo a disposizione alle forze dell'ordine, che ringrazio anche per il tempestivo intervento, i filmati che abbiamo a disposizione delle telecamere. Io spero, voglio dire, che magari riescano a rintracciarli e a identificarli. Ecco, la vittima, un 50enne del posto, come sta? Allora, in persona insomma aveva subito parecchia violenza e ha preferito in quel momento andare a casa perché aveva bisogno insomma di sistemarsi. Spero e mi auguro insomma che sia andato al pronto soccorso perché aveva botte e tumefazioni sul volto. Ecco, adesso partirà una denuncia, immaginiamo. Mi auguro, spero di sì. Ed ora parliamo di incidenti stradali, andiamo a Pordenone dove una donna di 75 anni è stata travolta ed uccisa in via Udine. Tragedia della strada nella tarda serata di lunedì 10 novembre a Pordenone, dove un'anziana di 75 anni, Giuseppina Cosmo, è deceduta dopo essere stata investita in via Udine, all'altezza dell'intersezione con via Sile, poco distante dal luogo dove risiedeva. Secondo i rilievi della polizia locale del distretto del Friuli Occidentale, la donna sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri da una Mercedes classe A condotta da un uomo, 32 anni, di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell'impatto e di aver appunto agganciato la vittima al proprio veicolo. Sul posto, inviati dalla centrale operativa della Sores, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. L'anziana è deceduta poco dopo al pronto soccorso cittadino, dove è stato constatato il decesso a causa dei gravi traumi riportati.
E noi continuiamo con la cronaca, ma torniamo nel Trevigiano. A Susegana un furto all'interno di un'abitazione è stato sventato da un'intera famiglia che ha circondato, affrontato e messo in fuga una banda di ladri. Lasciate le robe la prossima volta e non osateci più. Questo è il messaggio del giovane Mattias e della famiglia Zanardo alla banda di ladri che hanno scoperto, circondato, affrontato e quindi messo in fuga ieri sera. Tutto inizia intorno alle 20:30 quando l'intera famiglia che abita al piano terra di questa palazzina di via Casoni Susegana sta cenando. Ad un tratto la mamma di Mattias sente dei rumori al piano di sopra e si insospettisce subito sapendo che la vicina è assente. Appena sentito qualcosa mi ha mandato su dalle scale. Appena visto il ladro ha tirato un pugno sulla porta per dirgli di andarsene via. E l'altro ha risposto vai via tu invece. Ladri sfrontati dunque, che sapevano di agire a colpo sicuro. Prima avevano forato un infisso scassinandolo poi con un piede di porco e una volta all'interno avevano iniziato a tagliare una cassaforte con un flessibile a batteria. Una volta scoperti e con le scale sbarrate dalla mamma di Mattias hanno tentato l'uscita dal terrazzo, ma qui c'era il giovane con la sorella. Mia mamma li ha bloccati dentro, io l'ho messo fermo lì, l'unico punto era questo o le finestre per di là. Quindi li avevate bloccati di fatto? Mia mamma sì, li ha bloccati sopra. Dopo l'unica occasione era questa. E poi è intervenuto tuo papà? Sì, perché sono rimasto bloccato fermo per un po', ma dopo sono corsi dal cancello mio papà e mio zio e sono riuscito a tenere fermi, ma non hanno preso niente per fortuna. Ma sopra di te quindi erano cosa in tre? Uno era a terra fermo e dopo gli altri due mi hanno salito. A quel punto l'intera famiglia ha affrontato fisicamente la banda su questo giardinetto. Pugni, calci e graffi che Mattias ha subito al volto fin quando uno dei malviventi ha iniziato a colpire il giovane, il papà e lo zio con un piede di porco sulle mani e sulle schiene. Ho subito dei graffi ma non ho capito con cosa. Perché ero già con terra col tizio, quindi per me facile non mi sono proprio pensato. Rissa terminata con la banda in fuga che ha lasciato la rifurtiva, gli attrezzi di scasso, la radiolina comunicante con il palo che attendeva in macchina, tutto a terra. A 20 anni hai affrontato da solo i ladri? No, è successo per caso perché ho detto non era edizione di coraggio ma non volevo che prendessero le robe. Ma lo rifaresti? Sì, per proteggere quelli che conosco sì. E continuiamo a parlare di furti, ma ci spostiamo a Padova con un furto nella sede di Sport in Veneto, messi a soqquadro gli spazi dell'associazione che lavora con i ragazzi disabili. Un atto vile, solo così può essere definito il furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella sede padovana di Sport in Veneto, l'associazione che dal 2011 costruisce percorsi di autonomia e inclusione per ragazzi con disabilità. Il ladro, entrato forzando una porta sul retro della palazzina di Via Montà, ha rovistato ovunque, uffici, scrivanie, piccoli lavoretti gettati a terra. Il bottino appena 100 euro tolti dalla cassettina che serve per le spese delle attività. Molto spiacevole perché noi è la prima volta che si succede una cosa del genere. Noi lavoriamo per i nostri ragazzi per cercare di fare inclusione, per cercare di attività sportive, per farli stare insieme nei momenti di divertimento, poi per fare un po' di cucina, però dopo ti trovi con queste situazioni dove una persona entra, ti metti tutto in subbuglio e c'è molta rabbia e molta tristezza per queste cose. Ma il danno più grande non è economico, è la ferita lasciata in un luogo che rappresenta sicurezza, fiducia e quotidianità per una trentina di persone tra i 12 e i 55 anni. In genere loro mettono i loro 2 euro simbolici per fare la spesa, vanno qui a fianco, fanno la spesa e con 2 euro domani, 2 euro a testa domani l'olio, ci serve la pasta, il sugo, non bastano, ci servivano quei pochi soldi che erano di fondo cassa per poter fare la spesa per loro, insomma. Domani ai ragazzi dovrò dire ragazzi grazie dei vostri 2 euro, loro li mettono perché devono essere educati, che tutto non è, però non bastano, i ladri ci hanno rubato tutti i vostri soldini che erano qui. Ad essere colpita anche la sede della Fondazione Hope Ucraina, l'associazione ubicata nello stesso stabile che coordina le risorse umanitarie nelle terre del conflitto, si ritrova ora senza computer, documenti e perfino le letterine destinate ai bambini ucraini. Il dispiacere è profondo, ma la tenacia dei ragazzi e dei volontari di Sport in Veneto non si ferma qui. Sotto Natale faremo i banchetti, il primo sarà il 29 di novembre, e poi via via le domeniche, anzi i sabati. Ci troverete in Piazza delle Erbe, venite,
comprate qualcosa dai nostri ragazzi perché loro ci tengono tanto. Tentano un maxi colpo di rubinetteria all'ex convento di Pieve del Grappa, ma vengono scoperti ed arrestati. Erano certi di farla franca, quell'ex convento, casa mater ecclesiae, casa per esercizi spirituali, frequentatissima in passato di proprietà delle suore francescane elisabettine di Padova, abbandonato e chiuso da una ventina d'anni tra le colline di Fietta, di Paderno, di Pieve del Grappa, era il bersaglio ideale. Potevano accedervi senza problemi, vista la vegetazione selvaggia che oggi domina quello che era uno splendido parco e visto che attorno ci sono solo poche abitazioni. Così in tre, poco prima del del sole, si sono introdotti approfittando di un varco nella recinzione, lasciando un furgone parcheggiato all'esterno per recuperare in fretta la refurtiva. Si sono diretti ai bagni e hanno sradicato da muri e sanitari 400 kg di rubinetteria in ottone. Di certo si è trattato di un furto su commissione, come ha anche riferito la sindaca di Pieve, Annalisa Rampin, raggiunta telefonicamente. Ma i malviventi non hanno fatto i conti con un vicino che si è insospettito dei rumori che provenivano dalla struttura e ha immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto i militari di Asolo e Riese Pio X che hanno colto in piena flagranza di reato 3 soggetti di 23, 29 e 34 anni, residenti nel Monte Bellunese, tutti e 3 arcinoti alle forze di polizia. La merce è stata interamente recuperata e restituita alle legittime proprietarie. Scattato l'arresto, convalidato per direttissima, i 3 sono stati rimessi in libertà in attesa di processo. Resta in carcere il 24enne nigeriano accusato del tentato omicidio di via Tevere a Castelfranco Veneto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida. L'arma del delitto, un coltello da ninja, è stato trovato nella grondaia dell'abitazione dell'aggressore a ridosso della ferrovia, sullo sfondo una ragazza contesa. Uno è mio fratello e l'altro è un amico suo. Tu ieri sera eri in casa? Sì. Tu sei il fratello di chi? Del ragazzo che ha coltellato l'altro. Ci sono diversi punti fermi dopo 24 ore di indagini serratissime nell'accoltellamento che ha sconvolto via Tevere tra Poisolo e Treville, in comune di Castelfranco. Uno su tutti, vittima e aggressore, entrambi noti per questioni legate alla droga, si conoscevano, anzi per alcuni erano migliori amici. Un rapporto messo però a dura prova da una ragazza contesa che ha portato a un chiarimento finito nel sangue. Sono circa le 17 quando il 24enne marocchino raggiunge il coetaneo nigeriano nella sua abitazione a ridosso del passaggio a livello. È qui che si sviluppa una lite che prosegue poi in strada e diventa zuffa. Il nigeriano a un certo punto estrae un coltello da ninja con doppia lama almeno 15 centimetri. Prima colpisce il marocchino al torace, poi nell'interno coscia. La situazione appare grave. È lo stesso aggressore ad accompagnare nella propria abitazione la vittima sanguinante, che a sua volta trova la forza di chiamare i soccorsi. Elicottero del SUEM 118, automedica, carabinieri arrivano sul posto. In casa ci sono anche i familiari dell'aggressore, oltre al fratello anche il papà e forse altri amici. Io adesso cosa sia successo, io so solo che quello che sapete voi lo so anch'io, basta. Mentre il ferito viene portato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora fuori pericolo di vita, l'amico è condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri, su indicazione dello stesso aggressore, trovano il coltello nascosto in una grondaia della casa. Immediato il sequestro. L'udienza di convalida si terrà nelle prossime ore. Intanto, in via Tevere, resta una serata da dimenticare. Ho visto i carabinieri con un ragazzo che sta vicino al passaggio a livello. E basta, no. Stava andando in cerca di qualcosa, non so. Sicuramente un fatto assolutamente grave che esce completamente dai nostri standard, possiamo dirlo. E speriamo che quello che ci auguriamo tutti è che queste cose accadano sempre il meno possibile e che ci sia una certezza della pena per chi fa fatti di questo tipo.
Rimaniamo nel Trevigiano, si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di neurochirurgia del Cafoncello un ragazzo di 15 anni precipitato ieri sera intorno alle 22 dal ponte di Vidora a dare l'allarme a alcuni passanti che hanno visto una bicicletta parcheggiata nei pressi del ponte. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Una volta recuperato il ragazzo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM giunti con l'elicottero. Secondo quanto ricostruito da militari, il quindicenne si sarebbe allontanato dalla sua casa di Fara di Soliga in sello alla sua bici, raggiungendo poi Vidora. E ci spostiamo a Verona, sempre per la cronaca. 10 squadre dei Vigili del Fuoco di Verona sono state impegnate nella notte per un incendio divampato in una cartiera a Zevio. Per cause in corso di accertamento il rogo si è sviluppato all'interno di alcuni silos a servizio del sistema di depolverizzazione. L'intervento si è rivelato piuttosto complesso per la difficoltà di raggiungere il focolaio di polvere e di carta che bruciava all'interno dei silos nei pressi della sommità. Attraverso delle aperture praticate nelle lamiere della struttura è stato possibile estinguere completamente l'incendio e riportare la situazione alla normalità e in sicurezza. Ed ora ci spostiamo a Vicenza, lo vedo pronto sui nostri schermi il nostro Daniele Garbin. Regolamentare la presenza del lupo in provincia di Vicenza, oggi la firma del protocollo che vede riuniti 19 enti istituzionali e diverse associazioni, il primo di questo tipo in Veneto. Per noi Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Montecchio Maggiore nella sede prestigiosa di rappresentanza della provincia di Vicenza, come il presidente Andrea Nardin. Buongiorno ai telespettatori. Ecco, come dicevi, hai anticipato, nel pomeriggio ci sarà la firma ufficiale di questo protocollo innovativo, il primo in Veneto, che mette allo stesso tavolo gli enti, soprattutto le associazioni anche che hanno interessi contrapposti come i cacciatori apparentemente o altre associazioni ambientaliste. Il problema è riuscire a trovare una linea comune che metta tutti d'accordo nell'interesse sia dalle diverse parti, dagli allevatori, gli agricoltori, gli ambientalisti, ma anche chi tutela la salute di questo animale selvatico che è stato introdotto, che però sta mettendo un po' in difficoltà da un po' di tempo. Ecco, quali sono le criticità soprattutto per mettere insieme queste parti così diverse? Credo che prima di tutto sia necessario sottolineare come la provincia di Vicenza sia vicino agli allevatori, vicino a queste persone che negli ultimi anni hanno subito veramente danni importanti da questo grande predatore, e quindi una volontà di intervenire in modo concreto, come è stato fatto anche nei mesi scorsi con quello che siamo riusciti comunque a portare con provvedimenti che sostengano questo contenimento del lupo. Ora la novità è nel riuscire a far comprendere come non sia solo un problema di sicurezza degli allevatori, quindi un problema economico, ma sia anche un problema sociale nel momento in cui il lupo aggredisce anche quelli che sono animali da compagnia e sia sempre più presente nei nostri centri abitati e possa diventare anche una tematica turistica. Quindi la volontà tutti assieme di risolvere questo problema e di creare in qualche modo un sistema, una collaborazione per contenere lo sviluppo di questo grande predatore che è sempre più presente e sempre più problemi crea. La volontà di far sì che il lupo sia contenuto, si rivolga per le sue predazioni verso gli animali selvatici e quindi tutto questo possa essere possibile. Ci crediamo, vogliamo farlo, ma soprattutto vogliamo essere concreti nell'aiuto degli allevatori e degli agricoltori, soprattutto di quei giovani allevatori, giovani agricoltori che investono sulla montagna vicentina. Dobbiamo riuscire di rendere possibile un reddito sostenibile per loro che consenta di mantenere la loro attività anche e soprattutto in previsione di un contenimento del dissesto idrogeologico nel quale loro avrebbero un ruolo molto importante. Ecco, infatti noi abbiamo seguito anche recentemente proprio le storie di chi di solito portava gli animali proprio al pascolo e in questo modo riusciva a fare anche un'operazione, un'abitudine. Ecco, non lo fa più proprio per paura. Voi vorreste fare invertire questa tendenza? Sì, la volontà è quella di invertire questa tendenza nel portare comunque gli allevatori a ricaricare le malghe, perché purtroppo molte malghe sono rimaste vuote quest'estate e questo crea un problema. Ma nell'affrontare il tema, quando pensiamo che il lupo preda, molto spesso uccide, ma a volte ferisce anche
anche un animale, non è solo il danno economico, ma è la grande frustrazione che questi allevatori, i giovani allevatori, provano nel vedere il lavoro di mesi e di anni distrutto in pochissimi secondi, mandrie che magari sono impaurite e non riescono più a fare la produzione regolare. Quindi la volontà è creare un mondo che sia compatibile sia per quanto riguarda l'agricoltura sia per quanto riguarda il grande predatore, riducendone il numero o rendendoli meno confidenti con una collaborazione fra tutti. Allora intanto la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi e saluti ai telespettatori. Ecco, ricordiamo che sarà firmata nel pomeriggio, è il primo in Veneto questo tipo di accordo. Da Montecchio Maggiore è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Gravin, grazie anche al suo ospite. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi e anche con la politica. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo di truffe del finto CUP, gente senza scrupoli manda un SMS con un numero da chiamare, la vittima cade nel raggiro convinta di chiamare il vero centro prenotazioni, ma si vede il conto del telefonino svuotato. Gentile utente, contatti urgentemente i nostri uffici CUP per importanti comunicazioni a lei riservate. Ancora, si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP, Centro Unico Polivalente, per importanti comunicazioni che la riguardano. Tutto con tanto di pseudo numero verde allegato. È il nuovo raggiro in atto negli ultimi tempi anche nella zona del Bassanese, dove le persone hanno ricevuto questi SMS. Soprattutto chi attende da mesi, per non dire anni, che il CUP dell'ospedale lo contatti per fissare la tanto agognata visita specialistica, non ci pensa due volte e chiama il numero scritto nel messaggio. Qui scatta l'azione che definire spregevole è un eufemismo, perché i poveri ignari utenti, convinti di contattare il centro prenotazioni, chiamano chissà chi e si trovano prosciugato il conto del telefonino. Diversi casi successi e segnalati attraverso i social per mettere in guardia soprattutto gli anziani, anche se in realtà il rischio viene corso un po' da tutti, perché chiunque in caso di necessità non immagina neanche lontanamente che si tratti di una truffa, visto che di mezzo c'è niente meno che la salute. E allora anche noi invitiamo a prestare la massima attenzione ai messaggi che ricevete e ricordiamo quali sono i numeri del CUP, quelli veri da poter contattare. Da telefono fisso 800 038 990, da cellulare 0424 88 40 50, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Ed ora vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto. Apriamo quindi la pagina politica con Gian Antonio Re, candidato Forza Italia Indipendente. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E Rosanna Spolaore, candidato Popolari per il Veneto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Dunque, partiamo dalla notizia che ha fatto discutere, sta continuando a far discutere, che è il fatto avvenuto a Mogliano Veneto, quindi parliamo di sicurezza. Fatto avvenuto a Mogliano Veneto con una sparatoria in pieno centro. Ora il sindaco dice basta, mettiamo una zona rossa, forse tornerà a Treviso, probabilmente verrà istituita anche a Mogliano, una situazione che fa preoccupare non poco. La percezione della sicurezza ormai in zona moglianese dopo gli ultimi fatti sta diminuendo non poco, Gian Antonio. Ma è chiaro che quando succedono questi fatti mettono in difficoltà innanzitutto il sindaco, ma vediamo adesso Mogliano, ma abbiamo visto anche Mario Conte che si è trovato di fronte a questi episodi di violenza tante volte inaudita, anche a Treviso per quanto riguarda tutta la parte dei giovani. Qua a Mogliano l'episodio è un regolamento di conti tra l'altro tra fazioni rivali, e questo sicuramente mette in preoccupazione la cittadinanza e in primis il sindaco, perché il sindaco è responsabile, per così dire, tra virgolette, dell'ordine pubblico, però è chiaro che le forze dell'ordine devono essere gestite dal prefetto, perché di fatto è il braccio armato dello Stato. Quindi la collaborazione tra il sindaco e il prefetto deve essere totale, proprio per prevenire, arginare e reprimere questi fatti delittuosi, perché poi è troppo facile dare la colpa al sindaco. Il sindaco purtroppo ha un potere limitato, invece chi può operare in maniera decisa è il prefetto, mettendo in atto
prevenzione, diciamo, utilizzando le forze dell'ordine che sono polizia, carabinieri, guardie di finanza e sanno fare bene il loro lavoro. Basta che anche ci sia una collaborazione da parte del cittadino, perché assieme si può veramente arginare e si deve arginare e reprimere questi episodi. Ecco, poi parleremo anche di zone rosse, se servono o meno. Su questo fatto... Ma non si può lasciare che sia il cittadino che affronti questi episodi così da Far West. Vuol dire che la politica è mancata da qualche parte, perché se non vengono applicate le leggi, se la polizia non può fare il suo lavoro, come può lasciare la politica che sia il cittadino in prima persona a dover affrontare episodi di violenza, di degenerazione certo. totale? Cioè, non è giusto che sia il cittadino che si deve... Perché, per esempio, noi che siamo popolari per il Veneto vogliamo ritornare a creare un qualcosa dal basso, perché se la politica non ha ascoltato i cittadini, ha lasciato che queste cose succedano, che ci sia la mafia ucraina, cinese, eccetera, non è giusto che sia il cittadino che deve affrontare situazioni. Cosa si può fare secondo lei di più a questo punto? Beh, intanto ci sono i controlli del vicinato, la gente si deve organizzare, noi vogliamo creare piccoli gruppi di informazione perché manca il contatto politica-cittadino totalmente, quindi noi ci proponiamo come una cosa nuova, visto che i partiti hanno fallito, perché se sono situazioni così assurde bisogna ricominciare dal basso. Dalla gente, informare, dare informazioni, condividerle tra vari comuni, che in questo magari c'è un inizio, adesso lo vediamo, però bisogna implementare queste cose dal basso, secondo noi. Quindi il contatto maggiore con i cittadini. Certamente. Zone rosse, insomma si parla, servono, non servono, insomma a Treviso quando c'è stata qualcosa, insomma si è visto come risultato. Ora lo chiede anche il sindaco di Mogliano, secondo lei potrebbe essere questo una soluzione? Fra l'altro prima lei diceva anche delle problematiche del sindaco appunto di Treviso con le baby gang che non sono un altro dei problemi importanti in questo momento, che riguardano non solo Treviso città ma tutta la provincia. Sì, ma guardi, io difendo l'operato di Mario Conte perché effettivamente è stato, diciamo, che poi a Treviso ci siano state più denunce che in altre città italiane, quindi far risultare Treviso come diciamo, quella più esposta alle baby gang non è vero, solo che a Treviso c'è una coscienza civica di denunciare i fatti delittuosi, mentre in altre province non li fanno, in altre città non le fanno. Mario Conte ha fatto un buonissimo lavoro, ha istituito la zona rossa e sulla zona rossa le cose sono cambiate e sono effettivamente cambiate, quindi questo va a merito della collaborazione, come ho detto prima, tra la prefettura, tra il prefetto e il sindaco del capoluogo. La stessa cosa adesso la deve fare il sindaco di Mogliano, sempre con l'aiuto della prefettura, quindi vigili urbani e forze dell'ordine assieme, diciamo, per contrastare questi fenomeni. Questa è l'unica cosa che si può fare e va dato merito, perché il primo cittadino che è sempre a disposizione H24, perché se c'è un incidente, se c'è un incendio, se c'è un TSO, il telefono suona sempre sul comodino del sindaco ed è sempre pronto ad alzarsi e a prevenire. Certo che questi episodi sono al di fuori di questa normalità, è un qualcosa che è anormale e a cose eccezionali bisogna dare risposte eccezionali. Le zone rosse abbiamo visto che a Treviso hanno funzionato e devono funzionare e funzioneranno anche a Mogliano. Può essere una soluzione quella però di blindare alcune aree delle città, perché non parliamo di Treviso come giustamente diceva lei, ma un po' dappertutto sono, abbiamo visto da Castelfranco a Mogliano, insomma la situazione non cambia. Si blindano quelle aree che sono aree di aggregazione, dove c'è quella aggregazione che poi permette ed innesca, diciamo, i conflitti tra le varie etnie, tra le varie bande, tra i vari gruppuscoli, e quindi in quelle che sono le zone di concentrazione e di aggregazione, là bisogna fare la zona, se questo degenera si fa la zona rossa, appunto. Se la zona rossa diventa in un'altra parte, la si fa su un'altra parte. Certo. Cioè, quindi è una questione di intervento sul territorio fatto molto bene con le istituzioni e la prefettura.
Bene, secondo se lei? noi guardiamo il Veneto come regione, c'ha 5 milioni di abitanti, mezzo milione sono stranieri e quindi, ripeto, non si può lasciare che siano i cittadini a dover affrontare situazioni, diciamo, di... Ma secondo lei istituire queste zone rosse possono servire in qualche maniera? Basta che non diventino ghetti o, diciamo, se ci sono questi tentativi di ghetto è benissimo fare le zone rosse, però se si dà la possibilità alla polizia di agire non occorrerebbero le zone rosse se funzionasse Quindi tutto. qualcosa secondo lei deve cambiare anche nelle zone rosse, sì, cioè bisogna che sia la polizia, sanno tutto di tutti, possibile che non si può agire e proteggere i cittadini, la gente normale, la normalità, cos'è la normalità? Non ce l'abbiamo più perché tutti hanno paura, non c'è sicurezza, bisogna ritornare alla normalità secondo noi. Ecco, un'altra questione che insomma, sta facendo discutere ma che trova anche pareri favorevoli è la nuova normativa sulla legittima difesa, una delle cose che era stata prima contestata, adesso insomma questo i cittadini l'hanno preso come... Sì, io ho fatto una valutazione anche un po' più alta. Finalmente c'è quell'episodio che è avvenuto a Rovigo, è stato un episodio secondo me che ha fatto un cambio di passo tra quella che è la magistratura, cioè l'Inter che di solito era la prima che interveniva a tutela e a difesa delle leggi, non alla difesa personale e quant'altro. Invece abbiamo visto che la magistratura non ha indagato nessuno. Quindi vuol dire che c'è la percezione, ha capito, questo avvicina la magistratura e avvicina la politica e le istituzioni nel capire che è cambiata la criminalità nei nostri territori, dovuti a tanti immigrati, a tante cose, però guardiamo all'immigrato sempre sulla parte delinquenziale, però diciamo che la maggior parte degli immigrati sono qua e lavorano si sono integrati, quindi questo è un episodio che secondo me è un cambio di passo, è veramente si è voltato pagina, quindi nella collaborazione tra magistratura, cittadini e forze dell'ordine per reprimere o comunque arginare questi episodi. Quando parliamo di zone rosse, non è che la zona rossa è una zona fortificata, è una zona che viene attenzionata di più rispetto agli altri. Quindi questo è vero il concetto, perché qualcuno dice le zone rosse, no, le zone rosse non sono, mi scusi, non è un ghetto, è proprio non è un fortino, è un qualcosa di attenzione da parte del prefetto, da parte delle forze dell'ordine e naturalmente in collaborazione con le istituzioni per prevenire e sedare questi episodi, insomma. Sì, però perché è successo, ci sono questi casi, come mai sono stati lasciati accadere queste cose? Bisognava prevenirle, ecco, questa mancanza di prevenzione. Bisognava intervenire prima, dice lei. Esatto, molto prima. Per questo, secondo noi, i partiti hanno fallito, la politica ha fallito e quindi noi vogliamo ricominciare da zero. Ecco, io scusate, mi fermo solo un attimo perché ho visto in collegamento con noi da Belluno, se non sbaglio, Fabio Fioravanzi che parla di defibrillatori che sono donati dalla Fondazione Ometto, verranno installati sulle volanti per essere subito disponibili nelle emergenze. Fabio, buongiorno. Grazie per la linea, siamo in Piazza dei Martiri a Belluno con il questore di Belluno, parliamo di sicurezza, questore, ma per una volta sicurezza intesa in senso diverso, non contro la criminalità. Esatto, veniamo da una cerimonia del premio San Martino basata sulla solidarietà e sull'altruismo. Devo dire che oggi viviamo una giornata importante perché grazie alla Fondazione Ometto, una fondazione di Padova, in ricordo di Luca, ci vengono donati 9 defibrillatori che verranno posizionati sulle volanti. Possiamo spostarci, permettendo al collega di vederli, sono qui su questo tavolo perché sta per esserci proprio la cerimonia. La consegna, esattamente, adesso tramite la fondazione ci vengono consegnati, ogni volante per turno avrà la possibilità di averli.
Le volanti, oltre alla prevenzione, fanno appunto soccorso pubblico. Fra l'altro diversi sono stati gli interventi negli ultimi anni in cui abbiamo salvato delle vite umane. Questo è un mezzo che ci aiuterà sicuramente a supportare il lavoro che già facciamo insieme al 118 e al SUEM, con una collaborazione sempre più frequente. Abbiamo visto prima tra l'altro che facevano proprio delle lezioni per spiegare come si usa il defibrillatore. A questo proposito abbiamo fatto dei corsi di formazione per tutti gli operatori delle volanti, tutti gli operatori quindi saranno in grado di utilizzarlo nel modo adeguato. Visto che siamo in un'occasione bella e ha avuto molto successo, lo diciamo, la Lamborghini che c'è qua, perché voglio dire, la gente ha fatto foto, filmati, selfie. Collaborazione del compartimento Polizia Stradale di Bologna, i colleghi da Bologna sono venuti questa mattina, questa è una macchina importante, soprattutto perché per il trasporto degli organi. Infatti davanti c'è aprendo c'è un frigo per contenere gli organi e portarli rapidamente dove sono destinati. Esattamente, possiamo anche, penso, vederlo in questo momento. Se ce lo fanno vedere, se il collega ci fa vedere, visto che il questore sta scrivendo proprio ecco, è bello da vedere. Assolutamente. Questa è l'attrezzatura appunto che ci permette in tempo record di portare degli organi su richiesta ovviamente delle varie ASL. Che vuol dire salvare le vite. Assolutamente, questo veramente è un vanto nostro, è un servizio che facciamo spessissimo in collaborazione appunto con le varie richieste in tutta Italia. La ringrazio, oggi ho visto che c'è anche il prefetto, salutiamo il prefetto, salutiamo il presidente della provincia che sono presenti in questa giornata importante. Da Belluno è tutto, la linea allo studio. Arrivederci. Grazie davvero a Fabio Fioragazzi, grazie anche al suo ospite. Noi ci spostiamo immediatamente a Bassano perché nel cortile del liceo scientifico da Ponte di Bassano è stato piantumato poco fa un albero in ricordo di Sammy Basso. Vedo già pronti, buongiorno. Mirko, buongiorno, mi senti? Buongiorno Daniela, buongiorno da Bassano del Grappa, sono nel cortile est del liceo scientifico da Ponte con alla mia sinistra la professoressa Silvia Gianesin che di Sammy Basso è stata docente, con i genitori Laura Olchin e Amedeo Basso. Alessandro Amerigo è l'emozione che mi ha portato questa mattinata in cui, come Alessandro Costacuta ci fa vedere, è stato piantumato un ginkgo biloba, pianta molto significativa perché molto grande, molto colorata, molto resistente, con le foglie a forma di mano aperta, delle dita che si aprono, e di una giornata, professoressa Gianesin, che tutto il liceo ha vissuto con grande emozione poco fa. È stato veramente un momento di grande emozione, ma soprattutto quello di ricordare Sammy che ha fatto di ogni fragilità una risorsa. È un uomo veramente libero, capace di liberare tutti da maschere, prigioni. È riuscito a trasformare veramente la nostra quotidianità, la nostra vita di classe, di insegnanti. Andiamo al nocciolo, andiamo all'essenza della vita, che è soprattutto relazione. Una vita che simbolicamente ma anche concretamente Laura con quest'albero riparte, insomma, dalla terra, sotterrato, un po' sepolto, se vogliamo usare questa parola un po' forte, ma insomma da lì poi un seme che riparte, anche se questa pianta ha già un po' di vita avanti e speriamo ne abbia tanta. Sì, un po' sepolto, diciamo che è da dove parte tutto. Le radici prendono proprio il nutrimento dal terreno che Sammy lo sentiva proprio, terra veneta, dunque la portava nel mondo, perché lui persona del mondo, però diceva sempre: io parto da una terra, dall'Italia, ma una terra veneta, dunque sempre molto presente. Da qua si parte la sua scuola che ha sempre amato tantissimo, e da dove è partita la sua base per un'istruzione che poi è diventata una cosa grandissima, è diventato un ricercatore sulla sua malattia. E dunque ecco, diciamo ai giovani ben ancorati ma aperti al mondo, partiamo e andiamo, le forze ce l'hanno.
Sì, Americo, proprio questo l'invito fatto a questi giovani, speriamo eredi di Sammy anche nella scienza, no? Beh sì, speriamo, perché l'intento di un liceo scientifico è quello di indirizzarli verso la scienza. Sammy era molto legato a questa scuola, quindi bello l'iniziativa di piantare questo ginkgo biloba. E bello anche il fatto che da qui i ragazzi partano con le loro basi per realizzare i loro sogni, perché il bello di questi ragazzi è che stanno sognando, e se veramente lo vogliono loro, i sogni si avverano. E il mio augurio è proprio quello: sognate tanto e realizzate i vostri sogni. Ed è quello che quest'albero continuerà a significare in questo giardino anche per tutte le generazioni di studenti che verranno dopo. A margine della cerimonia alcuni studenti, componenti della Filarmonica, hanno eseguito 2 brani, uno è Alleluia di Leonard Cohen e l'altro la colonna sonora di Forrest Gump. Corri Forrest, corri Sammy, insomma corriamo tutti verso la vita. Grazie Amerigo, grazie Laura, grazie professoressa. Alessandro Costacurta, la parte tecnica, a te, buona giornata. Grazie davvero a Mirko Cavallin. Noi terminiamo prima di andare in pubblicità l'argomento della sicurezza. Parlavamo di legittima difesa, qualcuno dice ma non può essere magari che poi sconfini un po', che il cittadino magari reagisca maggiormente e possa magari poi... Penso che innanzitutto bisogna fare un'analisi profonda di quando si ha quel fatto delittuoso. Innanzitutto il cittadino ha preso la sprovvista. L'effetto sorpresa è la cosa più importante che ha chi si introduce nelle abitazioni, cioè il ladro, il delinquente che si introduce nell'abitazione. La reazione può essere scomposta perché chi subisce la cosa non ha una percezione, non ha l'equilibrio mentale, perché la sorpresa è un fatto e uno può avere si reagisce con la paura, oppure si reagisce sparando, e questo è qualcosa che bisogna far capire anche nel momento che si dovesse essere questo fatto delittuoso in sede processuale. Bisogna tenere in conto lo stato d'animo di chi ha subito e di chi ha fatto l'atto delittuoso, quindi diventa difficile. Abbiamo reazioni diverse, come quando succede un incidente c'è chi si precipita subito a dare il soccorso e chi invece è paralizzato nel vedere il fatto. Quindi la mentalità di dire l'eccesso di legittima difesa non è quantificabile, non è giustificabile, non puoi dire no, ha esagerato, perché lo stato d'animo è completamente diverso. Perché il fattore sorpresa del furto è determinante per la reazione, che è una reazione soggettiva. Ecco, i cittadini dicevano, questo è importante perché, si intravedeva come un po' un garantismo verso i malviventi, in questo caso, si cerca di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini. Guardi, io non voglio che qui si arrivi come nel Texas, che quando uno entra in proprietà privata, assolutamente, quando ha messo piede dentro si spara assolutamente ed è gol. E non si dovrebbe farlo mai. Assolutamente no, però che ci sia una tutela di chi subisce l'angheria, questo deve essere riconosciuto. L'eccesso di legittima difesa, se sei dentro nella proprietà privata, se hai così passato le porte, se sei entrato all'interno dell'abitazione, non è eccesso di legittima difesa, è legittima difesa, punto, e giustificata. Qualcuno deve sapere che se fa il delinquente può avere un incidente sul lavoro, che può essere una sparatoria da parte un infortunio sul lavoro, andrà alla spisa e si risolverà così. Quindi bisogna applicare le leggi. Sulla questione legittima difesa o eccesso di legittima difesa in questo caso. Però, mi ripeto, non si deve arrivare che i cittadini si devono trovare di fronte a queste situazioni. Secondo me bisognava fare molta prevenzione prima, applicare le leggi dove erano applicabili, aiutare le forze dell'ordine. Se i cittadini fanno tam tam, come dicevo, nel controllo del vicinato, così, queste cose
vengono limitate, se c'è collaborazione tra i vari enti, tra le varie amministrazioni, ma non si può lasciare il cittadino davanti a un ladro che deve difendersi. Ma dove siamo arrivati? Altro che Texas. Quindi bisogna ripartire dal basso, dai cittadini che si colleghino tra di loro, e comunque non è giusto che siano i cittadini a dover affrontare situazioni del genere, bisogna prevenirle. Secondo lei più pene certe? Certamente più pene certe, perché se si lascia correre tutto, alla fine cioè se un delinquente viene preso deve rimanere in galera. E poi deve tornare al paese, se non è italiano, rimandarlo nelle prigioni dei suoi paesi, perché non è neanche giusto tenere queste persone a spese del cittadino. Su questo allora, chi commette reati? Ma quindi sconfiniamo nella... Le leggi ci sono, non servono altre leggi. L'applicazione delle leggi non è che la fa il politico, la fa il magistrato. E chi ha commesso il reato, deve pagare, punto, basta. Non è che, se abbiamo visto ieri, no, che su un omicidio, perché è stato rilasciato perché è obeso, ci sono delle queste sono parentesi della magistratura che sono ingiustificabili. Sì, e poi la magistratura non paga mai i suoi errori. Allora adesso c'è una riforma della magistratura che è voluta, non è voluta dallo Stato italiano, è voluta dall'Europa. L'Europa ha chiesto allo Stato italiano la riforma della magistratura, ma lo sta chiedendo da anni, perché evidentemente c'erano delle cose che non funzionavano e c'era troppa politica all'interno della magistratura. Certo, questo però, è un dato di fatto. Però la situazione è che il cittadino normale, ma il cittadino normale si trova di fronte a scelte che non ha deciso. Il cittadino normale si deve difendere non da solo, ma perché ci sono le leggi, e chi applica la legge è il magistrato. Ma tornando al cittadino normale, lui si trova di fronte a due scelte che sono state scelte a monte, quindi non è neanche... E cosa fa il cittadino? Mi spieghi cosa può fare il cittadino? Allora, bisogna ricominciare da capo, perché se ci vengono date delle norme con una scelta o questo o quello, da una decisione a monte, non sono decisioni che partono dalla gente, partono da qualcuno di sopra. E quindi che scelta è? Non è? Ti danno già la scelta, o questo o quello. Cioè lei dice non si doveva neanche arrivare? No. Ok. No. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio, abbiamo parlato di sicurezza, ora parliamo di sanità, altro argomento caro ovviamente ai cittadini, visto che si parla di salute e sanità. Cosa si può fare di più? Liste d'attesa, altro argomento di cui si discute ormai da anni. Allora, parliamo della nostra sanità del Veneto, che è una sanità, se hai delle problematiche serie, è una delle prime non solo in Italia, ma credo anche in Europa, e su questo c'è una certificazione. La cosa che non va, e ci sono delle cose che non vanno, sono le liste d'attesa, per 1000 motivi, le liste d'attesa, perché purtroppo se vai a prenotare qualcosa di importante, magari trovi qualche mese o 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi di attesa, se poi vai nel privato e paghi la fai subito. E questo è un problema, vuol dire che si fa una selezione su chi può permettersi e chi non può, e questo non è giusto in un paese democratico, secondo me. Altra cosa sono i pronto soccorso, altro punto debole, perché mancano i medici di base, che erano la prima rete per prevenire. Adesso invece si va direttamente al pronto soccorso, e il pronto soccorso ci sono i codici bianchi, e in realtà chi deve andare al pronto soccorso perché ha qualche problematica si trova... Io ho avuto un'esperienza di un incidente, siamo entrati all'ospedale all'Angelo di Mestre alle 10 del mattino, siamo usciti col referto alle 8:10 di sera. Allora questo è un qualcosa che non funziona, ma là c'era gente che aveva
aveva il biglietto, aveva prenotato per il pronto soccorso, che poi se ne andava, vengo domani. Cioè il pronto soccorso è diventato come il medico di famiglia. Questo non può essere, bisogna che ci siano i medici di famiglia, mancano, c'è purtroppo una programmazione sanitaria dei medici è stata sbagliata in Italia. È arrivata troppo tardi. È arrivata troppo tardi e adesso ci sono le conseguenze e le conseguenze sono queste, purtroppo. Poi c'è diciamo, un contratto nazionale per quanto riguarda i medici e quant'altro, per cui le OIS non è che possono pagare di più, quindi il medico va sulla parte privata perché percepisce uno stipendio molto più forte, e queste sono le problematiche che poi il cittadino si trova ad affrontare. C'è stata una fuga importante di medici nei vari ospedali del Veneto. Ma non, medici, paramedici, tutto il personale. Perché? Perché le strutture private si stanno organizzando in maniera diversa, ma soprattutto hanno economie diverse, e quindi il medico mette la sua professionalità su chi lo paga di più. È un qualcosa di normale questo. E non c'è stata lungimiranza. Non è normale, ma è la normalità che uno va dove percepisce uno stipendio più alto. Certo, tanti giovani medici sono andati all'estero perché sono pagati di più, non c'è stata una programmazione a lungo termine, quindi ci sono i problemi, e chi li trova i problemi? Il cittadino comune che va al pronto soccorso e il pronto soccorso scoppia. Poi a me è successo pure di portare un'amica che stava malissimo alle 11 di sera in un pronto soccorso. Alle 2 mi hanno chiamato, venga a prenderla, vado per prenderla, non la trovavano più. Quindi questa signora era uscita, nessuno si era accorto che era uscita da un ospedale. Come si fa a avere ospedali così? Detto questo, il Veneto comunque riceve visite anche da altre regioni, perché la sua sanità, insomma, è ancora una delle migliori in Italia. Cosa si può fare di più secondo lei? Bisognava programmare intanto meglio questa fuga, cioè fare evitare queste fughe di medici, cercare di programmare anche, incentivare più studenti a rimanere nelle strutture locali con adeguato stipendio e anche con una programmazione, diciamo, a lungo termine, perché poi non si può trovare il vuoto perché alcune generazioni non hanno medici o non hanno incentivato gli studenti a medicina. Ecco, bisogna seguire tutto un raggio di cose che fanno parte dell'ospedale, quindi programmazione a lungo termine e anche pensando a cosa c'è nel mondo, insomma. Il fatto di aver eliminato, insomma, come si chiama, in medicina i test sbarramento iniziali, questi il numero chiuso all'ingresso all'università è stata una follia, una mancanza di programmazione che poi è arrivata nella proiezione temporale, poi è arrivata, adesso ci troviamo che non abbiamo i medici. Non è possibile che ci sia la programmazione, no, 500 numero chiuso. Per quale motivo 500? Se ho bisogno di 500 ne faccio 500, se ho bisogno di 1000 ne faccio 1000. Poi è chiaro che la vita farà selezione e il medico, diciamo, c'è quello più bravo e meno bravo, però quantomeno ha la capacità di poter entrare negli ospedali. Adesso ci mancano gli ospedali, ci mancano i medici di base. Perché non ci hanno pensato prima. Il medico di base ormai ha 2000 pazienti, una cosa improponibile, non riesce neanche a farti dare, diciamo, la ricetta medica per le medicine. Allora, questa è un qualcosa che c'è una programmazione sbagliata a monte, che non c'è e adesso questi sono i dati che poi si ripercuotono sul territorio e vedono a disagio il cittadino, perché un conto se il cittadino è giovane e quant'altro ce la fa, ma la persona anziana che ha bisogno deve fare la mail, deve fare cioè è in difficoltà. E ce ne sono sempre di più poi, di anziani. Questa è la vera, se non ha qualcuno che la aiuta è un disastro, e questo purtroppo è dovuto a una mancanza, una miopia di programmazione. Perché allora abbiamo migliaia di avvocati, però non abbiamo i medici. Allora, queste università devono fare una programmazione in maniera diversa, questo è quello che io penso. Dopo
Adesso insomma non c'è più il numero chiuso, però i risultati e i vantaggi ci saranno. Per andare in compensazione della mancanza della scelta di allora ci vogliono anni, ci voglia qualche anno. Esatto, ormai ci vorranno anni prima di riuscire a compensare. Si arriverà a regime fra 5-6 anni, perché un medico non è che lo si fa dalla sera alla mattina. La programmazione ha i tempi tecnici di realizzazione e questi tempi tecnici adesso ci vorranno 4-5 anni, adesso non so le proiezioni, non qua la proiezione precisa, però si entrerà a regime fra qualche anno. Ci sono troppi avvocati e troppo pochi medici, questo in provincia di Treviso per esempio. Sicuramente gli avvocati sono un po' le scelte ovviamente dei giovani, però sicuramente qualcosa si doveva fare per evitare di arrivare ad un... Perché poi il cittadino si trova di fronte al problema che non è stato risolto a monte. E questo, c'erano molte occasioni per capire questo già in passato e non è stato recepito in tempo, e quindi le conseguenze le paga chi? Il cittadino normale. Quindi secondo lei adesso... Bisogna fare in fretta, aprire un po' diciamo ai giovani, ci devono essere persone che vanno a parlare, che vanno a spiegare perché è necessario avere più medici, quindi quelli che desiderano farlo aiutarli in qualche maniera anche con esempi, perché che esempi hanno i giovani oggi? Perché parliamo di giovani, non hanno posti dove incontrarsi, hanno queste cose dei social, che certezze possono avere i giovani di oggi? Allora bisogna parlare con questi giovani, trovare modo di spiegare loro come funziona la vita, perché sennò questi si rifugiano fra gruppi così che non sanno neanche loro cosa fare, e la scuola è molto importante anche da piccoli, insegnare l'orgoglio di essere veneti, la loro storia che è unica al mondo e diciamo far capire loro le esigenze del territorio, e quindi i giovani poi faranno le scelte che gli vengono proposte, perché sennò che cosa può fare un giovane oggi se non andare a bere lo spritz tutte le sere? Cioè, sono i bar pieni così nelle città, perché non c'è un punto di ritrovo, un punto di cioè, gruppi di aggregazione che possano proporre qualcosa. Una volta avevamo degli insegnanti meravigliosi che appassionavano i ragazzi a qualcosa, e questo manca un po' oggi, perché anche la scuola a volte diciamo, vede questi ragazzi come parcheggiati. Certo. I genitori sono troppo presi, gli insegnanti hanno troppe mansioni così, e il povero ragazzo rimane lì senza possibilità di fare delle scelte ponderate. Questione giovani poi è un altro argomento sicuramente non facile da trattare, insomma, visti gli ultimi eventi insomma, che ha coinvolto purtroppo giovani, ma dovremmo tornare a parlare della sicurezza. Sicuramente servono più medici, sicuramente c'è stata una fuga di medici e l'apertura verso paesi stranieri, quindi c'è stata un'assunzione importante anche di infermieri e medici stranieri. Sì, ripeto, il numero chiuso che praticamente ha creato questo vuoto, diciamo, proprio di professionalità, sono le cause, insomma, una delle tante cause che hanno messo in difficoltà la sanità. Ripeto e sottolineo che nelle eccellenze la sanità del Veneto rimane indiscussa, perché se io voglio operarmi a un qualcosa di importante, io non vado fuori dal Veneto, tant'è vero che se arrivano tante persone da altre regioni ad operarsi e a fare gli interventi qua da noi, è chiaro che c'è una professionalità estremamente importante. Ripeto però, bisogna mettere a posto anche le cose che non funzionano. Certo. E bisogna, cioè non ci deve offendere se qualcuno ti dice guarda che le liste d'attesa sono un problema, guarda che i pronto soccorso sono un problema. Bisogna trovare le soluzioni, le attenuazioni perché questi problemi siano quantomeno attenuati, se non risolti. La Regione ci sta anche provando, però si è partiti sicuramente per me in ritardo. Un grande ritardo.
Altro argomento, che se no finiamo il tempo, è il lavoro, un'altra delle priorità ovviamente dei veneti, insomma rimane una delle problematiche, insomma qualcuno dice insomma economia che va, però insomma ci sono delle problematiche, ci sono persone che non arrivano a fine mese, ecco. Questo fa parte di tutto un discorso molto più ampio. Se noi guardiamo, il lavoro c'è, gli stipendi sono stati abbassati oppure sono troppo bassi rispetto ai paesi che ci sono vicini. Possiamo anche dire però che i parlamentari prendono degli stipendi stratosferici rispetto ai parlamentari della Francia o dell'Inghilterra o della Germania, quindi c'è una mancanza di coordinamento generale e quindi invece di dare priorità ai cittadini i parlamentari possono aumentarsi, i giudici possono aumentarsi gli stipendi, quelli che sono amministratori di vari enti si aumentano gli stipendi e il povero cittadino cosa fa? Si trova quegli stipendi lì. Consideriamo poi che la lira è stata svalutata nel 2000, l'euro è stato, diciamo, noi ci abbiamo subito di più. Ciampi, quando era presidente della Banca d'Italia, ha fatto i suoi colpi bassi contro la lira, quindi noi ci siamo trovati un'Italia con un'economia così, come conseguenza delle scelte politiche dei parlamentari del governo che c'era prima, insomma. Politica sbagliata, insomma. Secondo me sì, quindi noi cittadini vogliamo ricominciare dal basso e ricominciare tutto di nuovo. Quindi non siamo né... In tutti i settori? In tutti i settori. Lavoro, insomma, economia, dazi, imprese che sono state in difficoltà, che sono tuttora in difficoltà. Sì. Quando si dice però non c'è lavoro, in realtà il lavoro c'è. No, il lavoro c'è, diciamo che tra le altre cose sta cambiando anche la mentalità, cioè il lavoro, chi ha bisogno, che ha l'azienda e ha bisogno di avere personale del lavoro è disposto ormai anche a pagare di più. È chiaro che nella media i stipendi, cioè c'è stata un'inflazione, un'erosione di quello che è il potere d'acquisto del salario, che è estremamente importante e marcato. Questo è fuori discussione. È anche vero che noi ci troviamo in Veneto, che è una regione estremamente importante per quanto riguarda il lavoro, perché non è un grande, ha tutto, diciamo, le azioni di lavoro sono diversificate, non è come era, per dire, il Piemonte, che girava tutto attorno al gruppo Fiat o quant'altro o altre realtà. Adesso noi abbiamo, diciamo, tanti settori, magari va in crisi il settore del mobile, ma in realtà poi si sviluppa qualcos'altro. Certo. Questa è la grande capacità degli imprenditori del Veneto di adattarsi e di avere delle soluzioni, diciamo, di grande aggressività commerciale, perché si propongono anche, diciamo, nonostante le difficoltà, le tasse, le tassazioni che noi abbiamo in Veneto rispetto a altre realtà, pensiamo alla Cina, all'India e quant'altro, del costo del lavoro, però riusciamo a essere competitivi grazie, diciamo, a questo straordinari, dico, eroi degli imprenditori che mettono nel mercato il loro prodotto in maniera concorrenziale e questo crea il lavoro poi logicamente sul territorio. È chiaro che la crisi che sta coinvolgendo in questo momento la Germania nel settore dell'auto, certo, sta coinvolgendo anche tante aziende del Veneto, soprattutto qua nel nostro mitico nord-est, perché noi lavoravamo tantissimo con l'industria automobilistica tedesca e quindi adesso siamo un po' in difficoltà. Però, ripeto, abbiamo tante aziende diversificate nel settore del lavoro, che quindi è una crisi che viene un po' anche compensata, diciamo, in altri settori. Va in crisi un settore, ma, diciamo, se ne sviluppa un altro, e questa è la nostra grande forza di questo Veneto, soprattutto dei nostri imprenditori veneti. Pensiamo a Vicenza, pensiamo a Treviso, pensiamo, diciamo, a Verona, insomma, sono tutte, cioè, un Veneto che è veramente bravissimo su tanti settori e invidiato anche, diciamo. Non è vero che non si guarda più il mitico nord-est, no, si guarda ancora il mitico nord-est per capire come fa il mitico nord-est a sopravvivere e essere ancora competitivo nonostante tutte, la burocrazia, nonostante tutte le cose che non funzionano. Una domanda però velocissima a tutti e due. È vero, il Veneto, insomma, è importante a livello produttivo,
Però c'è, parliamo oltre che la fuga degli ospedali, dei medici, anche la fuga dei giovani all'estero, e questa non è una novità. Purtroppo molti giovani cercano lavoro all'estero quando in realtà il lavoro in Italia ci sarebbe. Perché? Ma allora qualcuno si vuole fare un'esperienza di vita, secondo me, perché partire magari con la laurea e andare come andava qualcuno in Inghilterra a fare il pizzaiolo, poteva fare il pizzaiolo benissimo che qua da noi e il lavoro c'era. Il lavoro c'era. Lo fanno molto spesso per un'esperienza di vita, magari vanno via per qualche anno, poi magari non ritornano perché trovano magari la fidanzata o qualcosa, però diciamo non è che vanno via perché non c'è, cioè, poi è chiaro che chi si è specializzato, chi si è laureato in un certo settore e vuole trova magari miglior accoglienza, diciamo, lavorativa all'estero, e questo è invece dove bisogna intervenire. Invece nella normalità di chi se ne va per trovare qualcos'altro è una scelta propria, però insomma penso che se qualcuno vuole lavorare in Italia lo trova. Lo trova. Bisogna ridare l'orgoglio di essere italiani, no? Perché non so, per esempio nelle scuole inglesi, no, cantano l'inno nazionale tutte le mattine o mettono le bandiere dappertutto. Qua se mettevi la bandiera, mi ricordo negli anni *80, sembravi un estremista, no? Invece bisogna ridare l'orgoglio di essere veneti, di essere italiani. Anch'io sono andata per imparare l'inglese, vai a Londra, io sono andata anche in Australia, mi hanno offerto la cittadinanza australiana, ho detto no, io sono italiana, sono orgogliosa di essere italiana, perché devo accettare cittadinanze di altri paesi? Difendo il mio, difendo la mia terra, la mia storia, la mia cultura, e questo bisogna insegnare ai giovani da piccoli, da quando sono alle elementari. Questo manca adesso, secondo me. Noi siamo arrivati al termine, quindi io ringrazio davvero Gian Antonio Re, Forza Italia Indipendente, grazie. Grazie dell'ospitalità e buon pomeriggio a tutti. E Rosanna Spolaore, candidato dei Popolari per il Veneto, grazie anche a lei per essere stato qua con noi. Vi ricordo, subito dopo ci sarà la pubblicità, poi il film. Vi ricordo gli ospiti invece di questa sera nella nostra trasmissione in prima serata Ring, che sono Flavio Tosi, Forza Italia, Antonio Serena, Democrazia Sovrana Popolare, Marco Pacagnella, Movimento 5 Stelle, Nicola Rocco, Uniti per Manildo, Rosanna Conte, Lega, Fabio Bui, candidato presidente Popolari per il Veneto, e Riccardo Szumski, candidato presidente Resistere Veneto. Questi dunque gli ospiti di questa sera Ring. A me non rimane che salutarvi e ringraziare gli ospiti di oggi. Vi do appuntamento per la prima edizione domani. Grazie, arrivederci.